papà, auguri. Grazie, mi sono ancora abituato, a seconda però, quindi mi devo abituare. Grazie. Ma Brando cosa dice? Ti ha fatto gli auguri ancora presto? No, è ancora presto. Brando dorme poco, quindi auguri me ne fa in continuazione, però ancora non interloquiamo. No, per gli scherzi, grazie di certo. Insomma, il modo di pensare agli avversari diventa così. Mentre ti viene sveglio, ti senti già agli Sicuro, quello non per lui, però è la normalità. Sappiamo che ci aspetta un periodo importante, sono 3 partite che saranno sicuramente determinanti per l'esito del campionato. non per l'età anagrafica, perché sei ancora giovane, ma insomma per il tuo carisma ti senti un po' il papà di questa squadra. Già è stato fatto troppe volte questa domanda, cioè, ce n'è tanti. È una cosa papà. bella. No, ma a me non piace essere considerato, io faccio quello che mi esce dal cuore e dalla mia personalità, sono fatto così, sono sempre stato anche quando ero anagraficamente più giovane, quindi è normale che quando raggiungi poi un'età puoi magari trasmettere qualcosa di più, però non mi voglio sentire leader, papà, insomma questa squadra ce n'ha già tanti leader, quindi va bene così. Però nei momenti di difficoltà ci deve essere sempre uno, tu il carisma ce l'hai, questo sì. Sì, ma devono essere gli altri a dirlo, se ti aspetti che ti dica che ho carisma, non lo dirò mai. Io faccio quello che penso sia giusto, fa piacere se poi in certe occasioni può servire a qualcosa. Partiamo dal Cittadella allora, Certo. cosa ne pensi? Ma cosa ne penso? Penso quello che ho appena detto, da qui alla fine sono 13 partite, 13 finali, lo sappiamo, la vittoria di Varese ci dà una spinta importante e una possibilità importante, però è chiaro che sempre quei punti vanno fatti, quindi si parte da Cittadella, non perdo neanche tempo a dire che è una partita importante perché è un derby, queste sono cose che magari ci fa attenzione il tifoso più che noi dobbiamo sapere solo che è una partita dove dobbiamo tirare fuori più punti possibili. Quindi non cambia nulla, secondo te come percentuale di difficoltà questa, quella di Juve Stabia, nulla, tutte uguali? Assolutamente, perché si chiama Cittadella, vabbè, ma è una squadra che sarà agguerrita perché deve far punti, come lo sarà la Juve Stabia che giocherà forse con noi l'ultima, anche se non voglio essere poveri, insomma la Juve Stabia si è un po' attardata, però sicuramente non ci regalerà niente perché forse ha l'ultima possibilità in casa di dimostrare quello che sono. Il Lanciano giocherà per i playoff, quindi da qui alla fine troviamo tutte le squadre che corrono per qualcosa e il Cittadella è una di queste. Osservato speciale del Cittadella, ne hai uno che dirai ai tuoi difensori di tenere più d'occhio, visto che non ci sarà Coralli? Appunto, io conosco bene Coralli, so quello che può dare all'interno di una squadra, so quello che può dare in campo e francamente sono contento che non ci sia. Non c'è Surraco che è un altro ragazzo che conosco bene perché ci ho giocato insieme e non posso dire di essere, sono sicuramente contento che non ci sia, però sicuramente hanno altri giocatori di valore da tenere d'occhio, però io penso che queste partite si vincano con la squadra. È inutile stare a dire c'è quello, c'è questo, dobbiamo stare attenti un po' a tutto. Sconfitta l'andata brucia un po' ancora. Brucia come bruciano tante partite in cui abbiamo perso sicuramente punti in malo modo. Chiaro che poi vincere questa partita sarebbe una soddisfazione doppia, soprattutto da regalare ai tifosi che fino a questo momento magari abbiamo fatto soffrire un po' troppo, quindi sarebbe bene anche per loro. Secondo te il momento peggiore è alle spalle oppure servono altre conferme? Servono altre conferme, ma non c'è più tempo. Nel momento brutto ci siamo dentro perché in questo momento non si farebbero play-out e noi saremmo retrocessi, quindi ci siamo dentro, bisogna anche vedere il modo in cui uno ci sta dentro, se ci stiamo dentro come abbiamo fatto a Varese abbiamo grosse possibilità. Visto l'allenamento di ieri tu parlando con i compagni avevi quella carica giusta a metà fra lo scherzoso e il fatto di incitare a gran voce i compagni a fare le cose semplici, mi ha colpito questo, no? Perché poi alla fine si parte da quello per arrivare ai grandi traguardi. Sì, anche perché non siamo in un momento di fare cose difficili, dobbiamo fare ognuno bene il proprio, è il modo più facile per uscire da questa situazione.
c'è un po' più di entusiasmo, come è normale che sia dopo un risultato come quello di Varese, però l'importante è lavorare con serenità, però a testa bassa e pedalare. Battaggiato ti ha mai ricordato, anzi te l'ha ricordato sicuramente la doppietta che ti ha fatto a Livorno, ieri diceva era l'ultima doppietta che faceva, prendi quella di Varese, ha detto gli hai fatto guadagnare un anno di contratto in più, quindi deve dare una percentuale. No, me la dia come gol la percentuale, non basta che faccia quello che sta facendo in questo momento. Io sono uno di quelli che ha sempre detto che Daniele ha grosse qualità, credo che abbia trovato anche un allenatore che lo stimola, che lo fa stare tranquillo. È sicuramente un giocatore importante, come ce ne sono altri. Se mi vuole dare la percentuale, se mi fa salvare, mi accontento, non gli chiedo niente. Senti, con lui c'è dei precedenti? Partite che ricordi qualcosa di particolare? No, mi ricordo solo un gol che ha fatto a Livorno a centrocampo, però io non giocavo, quindi no. Non è affar mio. Però mi ricordo quel gol, ricordo De Lucia che scivola, insomma, parte una palla raso terra e lui col piattone al centrocampo ci ha fatto gol. Poi non mi ricordo i precedenti, ma non mi fossilizzo sui giocatori. E con Corallo in particolare invece che dicevi? No, il Bomber lo conosco da quando facevamo le giovanili contro, lui era all'Empoli, era a Livorno. Mi è sempre piaciuto perché è un ragazzo un po' come me che dice quello che pensa, a volte anche esagerando come le è successo ultimamente. Mi è sempre piaciuto come giocatore perché secondo me è stato anche molto sfortunato, ha avuto degli infortuni importanti, però lo reputo un ottimo giocatore. Secondo te chi perde è fuori dalla corsa? Chi perde non è fuori dalla corsa, ha detto non dipende solo da noi, ci sono squadre davanti che dipenderà molto anche dai risultati che porteranno avanti queste squadre. Chiaro che ora come ora ogni partita ha un peso specifico diverso, però sono 13 partite, sono sempre tanti punti. Chiaro che perderne ora, perdere terreno ora, soprattutto anche dal punto di vista morale, potrebbe incidere un po'. Tra di voi c'è più consapevolezza adesso dei vostri meriti? Comunque sulla carta non siete una squadra da lottare fino all'ultimo per non retrocedere? No, sulla carta io sono venuto qua convinto che questa potesse essere una squadra che poteva levarsi delle soddisfazioni, però ci siamo dentro, vuol dire che un po' tutti qualcosa abbiamo sbagliato sicuramente, quindi non si può neanche andare avanti a dire non siamo da questa classifica. La classifica è questa, abbiamo ancora 13 partite per dimostrare che non lo siamo, cerchiamo di cogliere ogni occasione.